potrebbe essere un'ottima idea collocare la scuola superiore per evitare che quindi la maggior parte dei nostri cittadini se ne vadano, come dire, a bighellonare per le strade. Questa potrebbe essere un'ottima idea. Intanto vediamo come va la felicità dei nostri cittadini. Mi sa che stiamo raggiungendo davvero il massimo, però c'è qualcosa che non va in questa industria. Vediamo. Ah, no, molto bene. Vediamo cosa sta succedendo. Abbiamo l'80% dell'approvazione. Vediamo se c'è qualche problema inerente appunto ai nostri cari cittadini a medio reddito. Abbiamo bisogno di un nuovo lavoro, ragazzi. Adesso vedremo cosa possiamo fare. Abbiamo 73.000 abitanti ed ecco che sorge il sole finalmente nella nostra città, ed ecco che il petrolio greggio è stato inviato come regalo ad Upper Pietro di Well City e siamo riusciti addirittura a far frequentare i nostri cari studenti. Allora, vediamo come sta andando con la plastica, ragazzi. Abbiamo ancora tantissime risorse di petrolio, vediamo quante ne stiamo producendo. Allora, produciamo ben 9.600 casse al giorno. Io direi che è arrivato il momento anche di collocare la nostra fantastica zona appunto di produzione di processori, eccola qui. Però vediamo un po', per collocare appunto la nostra zona di raccolta di processori abbiamo anche bisogno di una zona per raccoglierli. Vediamo che cosa succede. Allora, il deposito di processori. Allora, per ottenere il deposito di processori, divisione del commercio in un quartier generale dell'elettronica, oppure divisione dell'elettronica in un quartier generale del commercio. Ed ecco, proprio per questo ho accettato la missione che appunto è stata affermata in precedenza. Dobbiamo collocare certamente un deposito, appunto, un quartier generale del commercio. Allora, vediamo se lo possiamo trovare all'interno della nostra sezione. Eccolo qua, quartier generale del commercio. Allora, vediamo di trovare una zona adatta appunto per il collocamento di questa fantastica zona. Io direi di utilizzare appunto queste fabbriche a media e bassa densità per lo sfruttamento quindi del nostro fantastico centro del commercio. 37.000 dollari ben spesi, ok. Vediamo adesso se abbiamo le possibilità di migliorarlo dopo tutto questo gran commercio. Ecco i fuochi d'artificio, mamma mia, vediamo un po'. Trade Headquarters, perfetto. Aggiungiamo anche, come dire, un bel cartello per farci indicare che appunto qui si lavora con i soldoni. Eccolo qui, mamma mia, eccolo qui, Trade Headquarters. Dobbiamo aggiungere, come ha detto appunto la nostra guida, una bella divisione, eccola qui, dell'elettronica al prezzo di 500.000 dollari. Accesso locale concesso al deposito commerciale, depositi di processori, televisioni, computer, direttamente nel nostro deposito. Allora, vediamo di collocarlo da questa parte per ridurre al minimo le nostre capacità di limitare lo spazio all'interno delle nostre industrie. Mamma mia, sembra un vero e proprio Empire State Building con una bella superficie, anzi con in cima appunto la torre di Chicago. Guardate che figa. Ok, allora, diamo un'occhiata intanto al riassunto del nostro commercio. Abbiamo esportazioni del carburante pari a 206 kg, come dire, esportazioni pari a 9.000 barili al giorno, accompagnati da 24.000 barili al giorno di petrolio greggio e soprattutto 30 tonnellate al giorno di esportazioni per quanto riguarda la plastica. Quindi abbiamo davvero grandi introiti per quanto riguarda le nostre materie prime. Allora, abbiamo carburante e plastica che vengono venduti ovviamente un mese dopo l'altro. Date un'occhiata a quanto riusciamo a guadagnare per quanto riguarda le transazioni mensili. Ben 1.380.000 soldini. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Possiamo probabilmente collocare finalmente appunto la nostra zona di produzione dei nostri cari processori. Vediamo se c'è una zona appunto per collocare una bella zona appunto di processori. Allora, il magazzino per la consegna merci può essere eliminato e cerchiamo di collocare appunto, come dice appunto la nostra guida, eccola qui. Vediamo se possiamo trovarlo. Il nostro deposito dei processori aggiunge una grande quantità di spazio di immagazzinamento per i processori, usa i processori a livello locale, importali dal mercato globale a prezzi bassi ed esportali a un prezzo più alto. Ok, 20.000 dollari proprio ben spesi. Vediamo di metterli appunto da questa parte. Mi sembra di notare molte zone appunto per l'esportazione petrolifera. Vediamo quante zone abbiamo. Diamo un'occhiata, probabilmente ne abbiamo ben 3. Ecco la prima, ecco, questo è carburante, perfetto. Ok, allora vediamo di continuare. Abbiamo raggiunto la massima capacità di petrolio e visto che forse ancora il nostro caro amico di Well City ne ha bisogno, vediamo di inviargli un altro regalo. Inviamogli altri, vediamo un po', inviamogli altri 6.000 barili. Ok, un altro bel regalo, amico mio, parte un bel vagone ferroviario direttamente per la tua città. Guardate che bella la nostra frecciolina, proprio per farti capire che arrivano direttamente i nostri barili di petrolio. Ok, adesso dobbiamo necessariamente aumentare un altro po' le tasse per quanto riguarda la nostra popolazione al 10% perché dobbiamo sostenere una spesa abbastanza elevata, ovvero attenzione, magazzini commerciali chiusi. Allora, vediamo cosa succede. Cercasi personale. Ah, perfetto, probabilmente mancavano un po' di persone. Ecco, nuovamente 72.000 persone, perfetto. Allora, aggiungiamo nuovamente la nostra fabbrica di processori proprio da questa parte. Allora, devo capire più o meno dove aggiungerla. Vorrei posizionarla da questa parte in modo tale da non limitare lo spazio, oppure allora io direi di aggiungerla
Ok, perfetto, aggiungiamo la nostra fabbrica di processori da questa parte, proprio qua sotto. Miglioreremo appunto nella parte superiore la nostra grande fabbrica. In seguito rimuoveremo la nostra caserma dei pompieri grande e la collocheremo appunto dall'altra parte della città, dove le nostre industrie hanno davvero una necessità enorme, appunto per quanto riguarda gli incendi. Vediamo cosa succede. Allora, il deposito è pieno, mi sa che abbiamo raggiunto la grande, come dire, la massima possibilità di collegare i nostri camion per le consegne, quindi colleghiamo finalmente la nostra grande fabbrica di processori. Vediamo di posizionarla appunto da questa parte. 160.000 dollari ragazzi, altri 1135 in rosso per le nostre grandi spese per quanto riguarda la nostra fabbrica di processori. Allora, vediamo cosa possiamo fare, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Aggiungiamo, come dire, la catena di montaggio di processori. Nel cuore dell'elaborazione digitale di ogni tecnologia risiede il Lumile processore. Accumula ancora più processori nella tua fabbrica con questa catena di montaggio supplementare. Allora, andremo a bruciare, anzi a produrre 2400 casse al giorno in più con questa grande produzione aumentata. Vediamo di collocarla appunto in modo tale da risparmiare spazio. Perfetto, proprio da questa parte. Vediamo se c'è ancora spazio proprio per questa zona. Vediamo un po'. Molto ma molto bene. Allora, abbiamo aggiunto la massima possibilità ovviamente di immagazzinamento di processori. Al più breve verrà inaugurata la nostra fabbrica e verrà, come dire, destinata quindi all'elaborazione dei nostri fantastici processori. Proprio per questo all'interno del nostro grande deposito commerciale la nostra plastica non verrà più esportata, bensì utilizzata per il nostro uso locale, e ovviamente i nostri processori verranno esportati a 80.000 dollari per quanto riguarda le 1000 unità. Molto bene, allora vediamo cosa succede. Addirittura c'è bisogno di leghe. Ah, me ne ero dimenticato, maledizione. Allora, visto che c'è bisogno di leghe, mi sa che possiamo fare qualcosa. Potrebbe essere un'ottima opportunità per guadagnare qualcosa. Allora, visto che abbiamo bisogno di leghe, le nostre capacità ovviamente di produzione leghe sono ovviamente limitate a 0. Vediamo cosa succede. Allora, abbiamo bisogno di leghe, puoi scegliere di importarle o di ottenerle dalla fusione di minerali grezzi ad una fonderia. Ci sto, amica mia. Allora, questo potrebbe essere un rischio abbastanza grosso. Vediamo di capire più o meno come funziona. Allora, necessariamente dobbiamo avere una zona appunto per la produzione delle nostre care leghe. Abbiamo 20.000 come dire, 20.000 unità disponibili appunto per il nostro carburante, quindi io direi di eliminare una piccola zona appunto per il nostro carburante, visto che ne abbiamo davvero parecchio, e costruire appunto una zona per l'importazione delle leghe. Adesso vediamo di capire come funziona, potrebbe essere davvero un ottimo affare commerciale. Allora, vediamo un po'. Allora, i nostri cari processori vengono esportati a 80.552 dollari, ben 1000 unità. La nostra plastica viene prodotta autonomamente, quindi non abbiamo problemi. Le leghe vengono importate a 49.000 dollari per 10 unità. Invece, per produrre 1000 unità delle nostre care, come dire, per le nostre per i nostri cari processori, abbiamo bisogno quindi di 20 tonnellate di leghe per ottenere il massimo. Allora, se spendiamo quindi circa vediamo un po', 80.000 dollari, anzi 100.000 dollari, esporteremo quindi le nostre leghe, otterremo quindi le nostre leghe, e andremo a produrre 8.000 casse di processori con un'intera produzione, quindi con 2.000 casse di plastica e 20 tonnellate di leghe andiamo a produrre 8.000 casse di processori. Ogni cassa viene venduta a circa 80.000, quindi abbiamo una grande produzione, abbiamo circa 640.000 dollari di esportazione, e per quanto riguarda ovviamente le nostre spese ammontano a circa 100.000. Ok, perfetto, possiamo provare questo grande, come dire, salto nel vuoto. Chissà se riuscirà, ma io credo di provare, perché ovviamente SimCity è fatto anche di rischi e soprattutto di grandi successi. Quindi vediamo di continuare per quanto riguarda l'esportazione. Ok, ovviamente non ci sono leghe, la produzione è ferma. Qui abbiamo già grandi quantità di plastica, aggiungiamo qualche piccola zona appunto di produzione. Questo, ragazzi, è un grande rischio per quanto riguarda la nostra economia, che potrebbe farci evolvere in maniera concreta oppure farci scendere nel più basso dei gradini ovviamente del commercio. Importa leghe, grande mossa, speriamo che valga. Visto che stiamo effettuando queste grandi spese, vediamo di aumentare la tassazione proprio al massimo per quanto riguarda ovviamente le nostre zone appunto residenziali. Perfetto, ovviamente deve essere fatto un passo alla volta anche per la nostra energia. Vediamo di collocare per adesso una zona appunto di un generatore di petrolio convenzionale, aumentiamo l'inquinamento, però spendiamo molto meno per quanto riguarda ovviamente le nostre finanze. Aumentiamo adesso per quanto riguarda il nostro budget, come dire, per quanto riguarda ovviamente la nostra tassazione dei negozi, vediamo di aumentarla. Abbiamo negozi a bassa densità, perfetto. Ok, nuovamente sul 10%, per adesso ce la stiamo cavando abbastanza bene. Allora, vediamo come vanno appunto le nostre esportazioni. Abbiamo 102.000 dollari appunto disponibili, perché abbiamo addirittura importato grandi quantità di leghe. Vediamo quante ne abbiamo disponibili, ben 70, mamma mia. Ok, vediamo di esportare il tutto nella maniera migliore. Dai ragazzi, dateci dentro, niente leghe, la produzione è ferma, dai, non ci possiamo fermare.
continuare. Ecco che arrivano altri soldi, perfetto. Adesso come dire, blocchiamo un attimino la produzione, appunto utilizziamo localmente le nostre risorse senza importarle. Bancarotta un attimo in vista, perché ovviamente abbiamo importato ben 70 tonnellate di leghe. Vediamo come sta andando. Dai ragazzi, dateci dentro. Ecco che la prendono immediatamente dai nostri cari magazzini. Ecco che arrivano le leghe, abbiamo bisogno della plastica ed ecco che si inizia a vedere il primo fumo dalla nostra prima ciminiera. Questo ci fa capire che la città sta andando molto ma molto bene, probabilmente perché stiamo iniziando la produzione. Queste fantastiche ruote che vedete girare sono sintomo appunto di produzione. Date un'occhiata ai nostri come dire 2 milioni di dollari che avevamo appunto all'inizio del video. Guardate come sono finiti appunto in un batter d'occhio. Non ho mai importato qualcosa, quindi come potete vedere il gioco è andato a importare una quantità immensa di leghe finché avevamo soldi disponibili, e quindi come dire mi sono ritrovato un attimino in panico. Però adesso cerchiamo di esportare i nostri processori e cercheremo di andare avanti. Se i miei calcoli sono corretti guadagneremo 640.000 dollari con come dire spese, abbiamo speso parecchio perché il gioco ha speso come dire in automatico, però per tutte le leghe che abbiamo comprato dovremmo guadagnare davvero tanto. Allora miglioriamo come dire il nostro municipio, perfetto, perché abbiamo raggiunto gli 80.000 cittadini, ci sono tantissime facce sorridenti, 79% di approvazione. Che è successo, maledizione? Certamente abbiamo aumentato le tasse, ovviamente i nostri cittadini si stanno un pochino scocciando del 10% di tassazione, però il successo si ha solo col sacrificio. Vediamo di capire dov'è la nostra piccola villa del sindaco. L'ho dimenticata, maledizione. Vediamo un po', dai ragazzi, dov'è la nostra villa? Oh, eccola qui. Vediamo se possiamo collocare qualcosa. Mi sembra che a un altro livello, maledizione, abbiamo bisogno ancora di un'altra miglioria. Allora, vediamo se possiamo diminuire la tassazione per quanto riguarda i nostri cittadini. Vediamo di andare un pochino in giù, perfetto. Vai ragazzi, iniziate a produrre. Vediamo qui come va la plastica, molto ma molto bene. Vediamo come va il petrolio, installazioni petrolifere chiuse. Energia, mi sa che l'energia l'abbiamo guadagnata, mi sa, vediamo un po'. Ok, abbiamo ottenuto anche energia dagli altri nostri amici. Dai ragazzi, dobbiamo darci dentro. Ecco che arriva immediatamente dai nostri cari amici. Abbiamo grandi possibilità di guadagnare energia anche dalla regione. Forza, avanti ragazzi, dateci dentro col carburante, non ci possiamo fermare. Avanti, avanti, ecco che arrivano altri megawatt di energia in eccesso. Perfetto, dai ragazzi, dateci dentro. Vediamo come va con i criminali, la situazione si sta facendo molto complicata. Ed ecco che produciamo processori, arrivano già nuovi barili per il carburante, ci sono anche barili di petrolio greggio. Avanti ragazzi. Allora, per quanto riguarda l'esportazione, molto bene. Allora, per adesso siamo in rosso, meno 58.000, potete vedere direttamente dal nostro grafico. Allora, dai ragazzi, iniziate a produrre, vediamo come sta andando, vediamo cosa succede. Allora, sindaco, potremmo produrre molti più prodotti elettronici, abbiamo bisogno di laureati universitari in queste città per aumentare la produttività. Ci sto. Allora, devi avere 50 iscritti in un istituto di scuola superiore, perfetto. Allora, vediamo, mamma mia, si stanno accavallando molti più problemi. Allora, innanzitutto dobbiamo riprenderci col commercio, che siamo sotto di 277.000 dollari. Allora, dobbiamo produrre queste fantastiche casse. Allora, aggiungiamo un altro bel camioncino. Ah, dannazione, mancano i Simoleon, dannazione. Vediamo di continuare, forza amici miei che ce la fate. Vediamo come va la nostra raffineria di petrolio. Avanti, qui abbiamo altre 9.600 casse disponibili, 3.000 soldi in più. Mamma mia, stiamo aumentando il budget davvero in condizioni disastrose. Vediamo come va, il deposito è pieno. Ecco, arrivano i primi soldini che arrivano dall'esportazione dei nostri processori, ma anche dal nostro carburante. Il carburante è davvero la nostra linfa vitale che ci tiene ancora vivi. Abbiamo grandi possibilità per quanto riguarda il nostro petrolio, quindi dobbiamo solo attendere che tutto venga esportato. 120.000 dollari, inizia a diminuire il nostro bilancio in negativo. Diminuiamo la tassazione per i nostri... no, calma con la diminuzione. Perfetto, teniamola sull'8%. Perfetto, adesso bisogna avere una grande capacità di controllo. Allora, per quanto riguarda le leghe, adesso bisogna tenere gli occhi molto aperti perché le leghe devono essere mantenute in maniera costante. Ok, la raffineria di petrolio, qui come sta andando? Stanno diminuendo le scorte, però abbiamo ancora 10.000 barili disponibili. Vediamo un po', 148.000, ci stiamo riprendendo, vero? Ancora meno 225.000. Accordo rifiuti, questi ovviamente sono i guadagni. Mamma mia, guardate quanto abbiamo speso per le nostre leghe, mamma, davvero una cosa impressionante. Allora, vediamo se riusciamo a riprenderci. Avanti, mancano ancora delle leghe. Qui mi sa che dobbiamo aggiungere dei camion delle consegne, un solo camioncino non ce la fa. Abbiamo 151.000 dollari da investire, vediamo di investirli nella maniera adeguata. Ok ragazzi, dateci dentro, abbiamo aggiunto ben 6 camioncini. Ok, allora vediamo come sta andando. Ovviamente non è mai possibile avere tutto nella propria città, bisogna avere anche, come dire, aiuto da parte di qualcun altro. In questo caso abbiamo avuto aiuto dal nostro come dire, mercato globale. Ragazzi, se avete bisogno di petrolio sono pronto a scambiarlo nettamente con le nostre care leghe, quindi se il nostro caro amico di Well City, dopo i nostri regali, ma anche Wonderland City, se
come dire, avete disponibili nella vostra città grandi quantità di leghe, ma anche il nostro caro amico Julp, come dire, possiamo anche scambiare, come dire, Simoleon in cambio addirittura di leghe o anche di petrolio, quindi possiamo fare degli scambi commerciali, perché in questo momento ho davvero bisogno di leghe per far andare avanti la mia produzione di processori. Allora, stiamo esportando $243.000, meno 174.000, avanti che ce la facciamo, stiamo terminando le leghe però, forza, avanti che ce la possiamo fare, vediamo quante casse abbiamo ancora disponibili, ancora che continuiamo a produrre, bene, qui come va la plastica, perfetto, mi sa che abbiamo grandi possibilità di fare bene. Allora, vediamo se ci sono problemi per quanto riguarda il nostro petrolio. Allora, i depositi sono pieni, ovviamente questi sono problemi che riguardano ovviamente pochi attimi. Siamo arrivati a 90.000 abitanti disponibili, possiamo aprire una bella bottiglia di champagne. Scatena un seguaci della torre TV, mi sa che stanno scappando i seguaci, sono al massimo. Date un'occhiata a Trish Tech, mamma mia, anche Vetro Porcellana Inc. Ah, ecco perché stiamo guadagnando tutti questi gran soldi, perché si è evoluta, noi guardavamo il petrolio, però si è evoluta la nostra città per quanto riguarda ovviamente le nostre care industrie. Mi sa che hanno bisogno di lavoratori molto più qualificati, vedete un po' che abbiamo bisogno adesso di persone a media densità e anche a medio reddito e anche ad alto reddito, quindi vorrei ragazzi che qualcuno mi inviasse particolari lavoratori ad alto reddito. Vediamo il consulente dei lavoratori, eccoli qua che arrivano direttamente dalle altre città, molto bene, questo è davvero un fattore molto importante. Vediamo come sta andando per quanto riguarda la nostra stazione ferroviaria, dov'è, maledizione, l'ho persa di vista, deve essere all'inizio della città. Allora, ci sono molti passeggeri, perfetto, questo implica una grande quantità di persone nella nostra città, però adesso dobbiamo capire una cosa importante da fare. Guardate un po' la prima esportazione di processori, stiamo diminuendo il nostro, come dire, il nostro debito, dobbiamo adesso necessariamente accogliere più cittadini nella nostra città che lavorino nelle nostre industrie. Io vorrei convertire appunto una piccola zona, come potete vedere, a media densità in alta densità per avere quindi più persone che lavorino nella nostra città. Allora, stiamo affrontando un periodo molto più, difficile grazie a queste importazioni un pochino azzardate dei nostri processori, delle nostre leghe, però a quanto pare sta andando abbastanza bene, siamo ancora in attivo, abbiamo ancora, come dire, un debito abbastanza elevato, però, come dire, le esportazioni si stanno facendo valere e, come dire, stiamo riuscendo a mantenere la baracca abbastanza bene, abbiamo nuovamente l'80% di approvazione, vediamo come va il reddito alto, se la stanno cavando abbastanza bene, come va la medicina, vediamo un po', 0 morti al giorno, crimini commessi al giorno 0, ci stiamo evolvendo proprio in maniera concreta. Spero solo ragazzi che appunto questa esportazione dei processori vada molto ma molto bene. Non mi sono ricordato che per i processori servivano appunto le leghe, altrimenti non so se avessi intrapreso questa strada. Comunque è sempre bello rischiare, perché altrimenti non ci sarebbe alcuno scopo. Quindi vediamo un po', abbiamo ancora 40 tonnellate di leghe, il petrolio ormai, navighiamo nel petrolio, il nostro sindaco ogni sera prima di andare a dormire si fa una bella tuffatina nella sua piscina di petrolio e quindi siamo abbastanza felici. Allora, quindi 500 barili di carburante, ma qua quanto carburante produciamo? Vediamo un po', ne produciamo 9600 barili al giorno, quindi davvero una grande quantità. 2 camion vanno bene, le 2000 casse di plastica ci sono sempre, perfetto, quindi davvero grandi possibilità di espansione. Potete vedere che stiamo già superando il nostro debito pubblico, $43.000, perché potete vedere che i calcoli adesso dopo una grande quantità di tempo necessaria si stanno facendo vedere. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mossa azzardata. Intanto mettiamo un altro bel tubo di scarico per la pupù dei nostri cari cittadini proprio da questa parte. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cittadina, come si sta evolvendo, se vi è piaciuta questa mossa, se come dire avevate intenzione di fare qualcosa di diverso, oppure se c'è ancora qualcosa di diverso, qualcosa di più difficile da effettuare. Vi ricordo intanto che la nostra grande opera sta per essere completata, abbiamo inviato un'altra quantità enorme di petrolio, siamo a 109.000 su 250.000 e ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Spero ragazzi che continui così, perché davvero basta davvero una mossa falsa per far cadere una carta dal nostro castello di carte e far crollare tutto. Quindi adesso una mossa azzardata sarebbe quella di convertire la popolazione a media densità in alta densità, che sicuramente avranno bisogno di più servizi, ma ovviamente alimenteranno le nostre industrie in maniera concreta. Sicuramente nel prossimo gameplay sguinzaglierò i seguaci della nostra cara torre TV e metteremo alla prova un po' il nostro distretto di polizia. Vediamo se siamo tornati in attivo. Ancora no, siamo meno $72.000, necessariamente siamo tornati in attivo per quanto riguarda il guadagno mensile più le transazioni. Stiamo terminando le leghe, però ancora abbiamo grandi possibilità di espansione. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi, vi lascio con il nostro piccolo treno vagoni merci che sta per esportare una grande quantità di petrolio. Ciao a tutti!